ci sarà un controllo, diciamo, per quanto riguarda le direttrici principali, quindi la SS51 ma anche la 48, a terra, quindi con posti di blocco. Ci sarà un controllo anche aereo tramite elicotteri e droni e un controllo targhe H24 per l'incrocio dei dati che saranno necessari eventualmente per fare eventuali sanzioni e anche denunce. Sarà una Pasqua blindata nella Regina delle Dolomiti e il sindaco lo ribadisce a chiare lettere con l'obiettivo di disincentivare soprattutto i proprietari di seconde case. Muoversi è ancora troppo pericoloso, oltre che vietato dai decreti di governo e regione. Cortina inoltre è tra le località del Veneto con il più alto tasso di contagio, complici con ogni probabilità le ultime domeniche consentite sugli sci. Il numero è rilevante perché siamo arrivati a 83 casi, che sono molti rispetto alla popolazione residente. Peraltro siamo in linea purtroppo con le maggiori località turistiche invernali anche vicine a noi, quelle del circuito del Dolomiti Superski, quindi la Val Gardena, la Val Badia, e quindi non bisogna abbassare assolutamente la guardia, bisogna mantenere stretti i controlli e soprattutto rispettare quelle che sono le regole di base. E per rispettare queste regole i controlli sono già in corso anche con il drone. I controlli vengono fatti anche capillarmente per quanto riguarda i condomini e le case che normalmente sono case affittate o di proprietà di seconde cosiddetti secondi casisti, e quindi c'è un controllo veramente a pettine per evitare eventualmente spostamenti sulla nostra valle. Nel frattempo si guarda all'estate e si studia la ripresa che anche per il turismo sarà lenta e graduale. Noi insieme alla nostra, diciamo, cortina marketing stiamo già lavorando su vari scenari, quindi a differenza di quando si potrà aprire, quindi con uno scenario a giugno piuttosto che a luglio. E in tutto questo è logico che noi stiamo lavorando più su uno scenario che prevede un turismo di prossimità, quindi sul weekend, sulle seconde case, e un turismo più italiano che vogliamo assolutamente incentivare.